Senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, Donald Trump è, diciamo, presidente in pectore degli Stati Uniti da 48 ore, perché è chiaro a tutti, no, che dopo il fatto immane accaduto, il tentato omicidio politico fallito e la foto, diciamo, iconografica che passerà ai manuali di storia contemporanea di Trump che fa il pugno col volto sfregiato e la bandiera americana sullo sfondo, ebbene è chiaro a tutti che dopo tutto questo, a maggior ragione di fronte o a un candidato psicofisicamente impresentabile come Biden o un sostituto di serie B catapultato dai democratici all'ultima ora, in ogni caso non ci sarà partita. Quindi gli attori globali lo sanno e stanno già agendo, si stanno già comportando, si stanno già riposizionando come se Donald Trump fosse presidente. Il dato più clamoroso è l'uscita di Zelensky di oggi, un'uscita che segna comunque un cambio di paradigma da quando il suo paese è stato invaso dall'aggressore imperialista russo, perché questo è successo. Ebbene, oggi Zelensky parlava di un secondo appuntamento, di una seconda, conferenza, vertice per la pace in Ucraina da tenere in Svizzera, dopo la prima sostanzialmente abortita, e in conferenza stampa ha detto: credo che i rappresentanti russi dovrebbero essere presenti al secondo vertice. Una cosa mai successa, cioè Zelensky apre lo spiraglio negoziale e consegna il cerino a Putin, perché è una buona notizia per chi vi parla, non certo perché l'obiettivo finale è la resa di uno Stato aggredito, tutt'altro, ma viceversa, perché dopo più di 2 anni di guerra un colpo d'ala ci deve pure essere, un tentativo di soluzione ci deve pure essere. A giudizio di chi vi parla, un tentativo di soluzione niente affatto sbilanciato o peggio tifoso per Putin, cioè una quadra del genere di quella che aveva ipotizzato un tizio che si chiamava Henry Kissinger, che poco prima di morire aveva ipotizzato la seguente quadra: va benissimo, Donbass e Crimea alla Russia, ma Ucraina nella NATO. Cioè, ovviamente un negoziato è tale se entrambe le parti guadagnano, entrambe le parti perdono qualcosa, non come dire, se qualcuno equivoca questa cosa come un trionfo di Putin, come dire, è un tifoso lui dell'aggressore. A noi interessa invece l'apertura allo spiraglio negoziale da parte di Zelensky, che è chiaramente figlia del fatto che anche il leader ucraino agisce e pensa come se di fatto Donald Trump fosse il presidente degli Stati Uniti, perché va sulla sua linea. Attenzione, Donald Trump, che il mainstream in modo strumentale vende come putiniano o amico di Putin, è tutt'altro che tale. Ricordiamo che gli unici 4 anni in cui Vladimir Putin non ha messo a segno una conquista territoriale, non ha aggredito un paese sovrano, sono stati 4 anni di Trump. Trump, giustamente, a nostro giudizio, ha sempre detto: con me alla Casa Bianca la guerra in Ucraina non sarebbe nemmeno iniziata, e non molto tempo fa addirittura ha detto: se mai la Russia avesse invaso l'Ucraina con me presidente, io avrei bombardato Mosca, per intenderci quanto sia amico di Putin. Tutt'altro che amico di Putin, è uno che fa agire sempre nel negoziato la potenza americana. Nello stesso tempo è uno che risponde alle ragioni dell'America profonda, che sono anche le ragioni del contribuente americano, che giustamente non ne può più dell'ipocrisia per cui l'assetto della NATO in generale e il sostegno all'Ucraina in particolare gravano su di lui,
mentre il contribuente europeo fischietta, fa il pacifista e magari li sputa anche addosso, quando in realtà è un dossier che riguarda l'Europa in primis. Quindi Trump risponde a questa America. Da qui l'idea del negoziato. E da qui la sponda che gli dà Zelensky, che è una sponda oggettiva, perché poi a domanda precisa, se è preoccupato dall'arrivo di The Donald, ha risposto: penso che se Donald Trump diventerà presidente lavoreremo insieme, non sono preoccupato per questo. La maggioranza del Partito Repubblicano sostiene l'Ucraina e il popolo ucraino, e anche su questo non c'è dubbio. Quindi sono passate solo 48 ore dall'evento spartiacque delle elezioni americane, probabilmente della storia americana e occidentale, e già accade una cosa clamorosa come questo accenno al negoziato di Zelensky. Pensate cosa può succedere da qui a novembre e da novembre in poi, se accade quel che ragionevolmente è già nei fatti. Grazie a tutti, a domattina. Buonasera a tutti e bentornati. Avete